20 minuti intrappolata in un'auto parcheggiata sotto il sole, attimi di grande apprensione a Villanova di Campo San Piero, in provincia di Padova, dove una bambina di poco più di un anno è rimasta chiusa nell'abitacolo dopo aver azionato la chiusura centralizzata del veicolo. Secondo quanto ricostruito, la madre ha appoggiato le chiavi sul seggiolino mentre sistemava la piccola. Dopo aver chiuso lo sportello per raggiungere il posto di guida, la bambina avrebbe afferrato il telecomando dell'auto, attivando accidentalmente la chiusura centralizzata prima di lasciarlo cadere sul pavimento. Inutili i primi tentativi di riaprire il veicolo. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Padova che in pochi minuti e senza provocare danni sono riusciti ad aprire l'auto e liberare la bambina. La piccola, rimasta nell'abitacolo per circa 20 minuti, era visibilmente sudata per il caldo, ma fortunatamente in buone condizioni. Per precauzione è intervenuto anche il personale del 118 che ha consigliato un controllo medico all'ospedale di Campo San Piero. I vigili del fuoco sottolineano alcune indicazioni fondamentali per questi casi: chiamare subito il 115 senza esitazioni. Nell'attesa dei soccorsi, se il caldo è intenso, è necessario raffreddare l'abitacolo versando acqua sulla carrozzeria esterna per favorire l'abbassamento della temperatura interna. Se la situazione diventa critica o il bambino mostra segni di sofferenza, può essere necessario rompere un vetro. È preferibile quello di uno sportello, evitando i finestrini più piccoli e incollati.